Parla di giorni tremendi e difende la moglie, con lui lo fanno gli altri familiari. Il marito della 41enne Camogliano Veneto domenica ha gettato dal terrazzo di casa la figlioletta di neppure 3 anni, non volta le spalle alla compagna, anzi conosce bene il male che l'ha portata a fare quello che ha fatto, quello stato depressivo contro cui l'intera famiglia sta combattendo da tempo e che neppure le cure a cui la donna è stata sottoposta da parte dell'ULSS sono state in grado di contrastare efficacemente. Il marito ha voluto essere presente ieri all'udienza di convalida dell'arresto della compagna accusata di tentato omicidio. Lei stessa ha confessato dimostrando di essersi resa conto della gravità del gesto compiuto e di essere disperata. Uno stato psichico giudicato incompatibile con la cella dal giudice che ne ha disposto la carcerazione mettendola agli arresti domiciliari, non nella sua abitazione chiaramente, ma in quella dei genitori dove sarà costantemente seguita e dovrà attenersi a una terapia farmacologica. La procura ha chiesto inoltre che si svolga a breve un incidente probatorio per valutare le capacità della donna al momento del gesto, determinante ai fini di un eventuale processo a suo carico.